qui al punto Friuli, ospite graditissimo, il sindaco di Ravascletto, Hermes Antonio De Crignis. Benvenuto, sindaco, come va intanto? Abbastanza bene, grazie, anche voi vedo. Benissimo. Allora, dici subito la situazione sul territorio comunale, naturalmente la questione del coronavirus, che comunque siete in prima linea, quindi quello va bene, ma poi anche c'è il maltempo, insomma, avete una serie di complicazioni non da poco. Sì, diciamo che in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla perché abbiamo comunque sotto controllo i casi che abbiamo avuto, adesso siamo praticamente a zero di nuovo e per fortuna i miei paesani si comportano direi sostanzialmente bene e non abbiamo grandi problematiche. Poi nel frattempo chiaramente abbiamo avuto a ripulire il tutto e disinfettare anche una bella nevicata che ha sotterrato il coronavirus sotto e di conseguenza la cosa va ancora meglio, no? Vedo insomma che siete sempre sorridenti nonostante tutto. Senti, è chiaro che l'ospitalità e la ricettività che ne va un po' anche del turismo, insomma, quest'anno che c'è stata una nevicata, diciamo così, eccezionale, avevate l'occasione proprio di dimostrare come gli impianti funzionano, come la località proprio sia eccellente, invece niente da fare, insomma. Come vi state... Diciamo che è un'annata che veramente è da dimenticare, però insomma servirà come lezione in futuro per sapere anche come muoversi, come portare avanti il turismo, come dimensionare nell'arco di tutto l'anno e non solo magari la parte invernale ed estiva centrale, ma poter sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità sia della montagna ma anche al mare, che abbiamo zone di mare molto belle in Quan Friuli, dimensionare in tutto l'anno un po' i servizi che possiamo dare, magari differenziando per età, differenziando un momentino per nazionalità, perché abbiamo diversi che vengono da fuori, e cercando comunque di recuperare in parte quello che è possibile, perché chiaramente quelli che hanno avuto più problematiche sono sicuramente il comparto turistico, il comparto alberghiero in particolare, le scuole di sci, i negozi di articoli sportivi. Noi ne abbiamo avuto l'apertura di un negozio nuovo proprio quest'anno. E devo dire la verità che comunque è un caso strano, ma comunque non si sta lamentando perché dice che comunque la gente sta andando e cercando di dare una mano anche negli acquisti, mantenendo in loco gli investimenti che dovrebbero fare, ed è nonostante tutto abbastanza contento. Beh, questa è una notizia molto bella e positiva. Senti, contatti con la Regione per eventuali aiuti, contributi, fondi, eccetera, per la situazione che si è venuta a creare, come si sta svolgendo i contatti, come sono? Allora, io so che a livello regionale c'è già stato qualche cosa, no? Però bisogna incrementare chiaramente perché è inutile investire un po' pioggia come si sta facendo, ma bisogna cercare più che altro di arrivare nei settori più in difficoltà, come dicevo prima, no? Chiaramente l'alberghiero, tutta la gente che ci lavora dentro, il fatto degli impianti che andranno per fortuna sono regionali, perciò le spese maggiori da sostenere la regione, ed anche quello che riguarda tutti gli utenti, guide alpine, maestri, accompagnatori e quant'altro, devono essere comunque sostenuti, ma mi sembra che anche a livello nazionale stiano operando in tal senso e dando una mano, no? E quello è, diciamo, un fattore positivo. La cosa bella è comunque, come dicevo prima, cominciare a differenziare un po' l'offerta e cercare comunque di dare una copertura e valorizzare quello che noi abbiamo in tutti un po' i periodi. Quello è quello che si sta facendo un po' tutti, ed anche qua diciamo che la Regione qualche investimento lo sta facendo qua anche da noi. Avremo per il prossimo anno un bel parco avventura, un parco giochi qua proprio sulla Valcalda, alla parte bassa, che dovrebbe darci la possibilità sia per percorsi di mountain bike, sia per una pista di plastica per poter fare esercizi comunque di preparazione a basso livello, magari cominciare a lavorare già d'estate o il periodo d'autunno, Sì, e anche il laghetto che abbiamo. C'è una serie, insomma, si sta lavorando direi in quell'ottica, come dicevi ogni tanto, non è un male che non sia più un bene, no? insomma, C'è un risultato positivo.
riorganizzare un po' le forze. Senti, per Esatto. quanto riguarda le tasse comunali, siete intervenuti presso le attività, insomma, che soffrono di più, mi pare, no? Di aver capito. Sì, abbiamo fatto un intervento, tra l'altro in collaborazione con finanziamenti fatti dalla Regione, dal BIM e da noi stessi per abbattere quello che è la Tari sostanzialmente, perché è chiaro ed evidente che tutti i locali, lavorando molto di meno o non lavorando affatto, non hanno produzione di rifiuti, in conseguenza almeno quello dovrebbe essere ridotto. Stiamo Sì. ragionando anche sull'acqua, assieme al CAF, che comunque per CAF noi quest'anno abbiamo avuto qualche problematica dal punto di vista del gelo, del ghiaccio e quant'altro. Devo dire che si sta muovendo abbastanza bene e gli interventi cominciano a essere abbastanza puntuali e veloci nei momenti della chiamata. Perciò direi che qualcosa nel lato pubblico sta migliorando, c'è un effetto positivo nonostante rimaniamo chiaramente, il privato rimane sempre scettico sul fatto di come viene gestita le realtà pubbliche, ma io vedo qualcosa e spero che i giovani che stanno entrando pian piano a fare gli amministratori riescano a dare veramente uno slancio in più e un'idea diversa. Sicuramente lavorano molto meglio di noi per quanto riguarda lo smart working, per quanto riguarda tutte le attrezzature tecnologiche che noi si imbranate veramente su quello. Vabbè, ma insomma tutto aiuta. Senti, e come uffici e personale come siete? Sono smart work oppure sono in presenza? Perché mi pare che lì sono in presenza parecchi, no? Sono tutti. La maggior parte sta lavorando in presenza, qualcuno ogni tanto, perché c'è l'ufficio tecnico, ad esempio, dove ne abbiamo due che stanno lavorando assieme, tra l'altro due giovani che hanno cominciato da poco tempo e sono molto bravi, e loro si alternano un pochettino, quando c'è uno non c'è l'altro, ma cerchiamo di dare il più possibile un servizio a tutte le persone che vengono qua da noi, ma senza tenere troppi contatti per mantenere chiaramente il distanziamento richiesto per legge. Ma direi che in linea generale tutta la parte sotto, le tre ragazze dall'anagrafe, ragioneria e programmazione stanno lavorando benino e non hanno grandi problemi e vengono volentieri. A dire la verità, lo smart working è ben visto come un momento di sostituzione per il lavoro in momenti di difficoltà, però lavorare qua assieme dove c'è sempre una discussione continua e un raffronto, un rapporto fra quelli che lavorano e con me anche direttamente o con i vari consiglieri comunali è molto, molto migliore, chiaramente. Ecco, senti, dal tuo programma elettorale ci sono una serie di investimenti, di lavori pubblici e no, insomma, ecco, ci puoi dire come stanno andando avanti le cose? Sì, ho accennato prima, stiamo portando avanti un bel parco giochi, oltre Mm, chiaramente ad aver sistemato la stalla che abbiamo, che è una stalla che è partita da un paio d'anni e che sta lavorando veramente molto bene, che sarà una realtà di produzione locale, chilometri zero, io ritengo in tempi abbastanza brevi, anche se attualmente lavorando con la latteria di Sutrio sia un ritorno e una produzione veramente ottima, perciò quello è già qualcosa. Stiamo portando avanti il parco giochi, dicevo prima, i collegamenti con lo Zoncolan, abbiamo una proposta di sviluppo definitivo di tutto il polo dello Zoncolan insieme, fra noi e Sutrio, dove c'è una collaborazione decisa e cercheremo di fare un'offerta in questi momenti dal punto di vista turistico con tutte le realtà andando a formare il comprensorio dello Zoncolan dove c'è dentro Arta, Paluzza, Treppo, Sutrio, un po' tutti i paesi vicini, Cercivento, per mettere a disposizione di tutti poi le realtà più belle che abbiamo, Giulio con la sua realtà romana, le realtà più belle e dare un'offerta a quelli che vengono qua di poter vedere il più possibile. Poi stiamo andando avanti molto bene per quanto riguarda tutti i lavori per la sistemazione dei danni provocati da Baia, e in questo caso dobbiamo anche ringraziare la Regione che ha portato veramente dei soldi per la risistemazione e si sta lavorando con la protezione civile in maniera ottimale proprio con un mm. rapporto veramente vicino. È lo stesso direttore della protezione civile, ma anche l'assessore Riccardi che ci telefona se c'è qualche problema, ci richiama all'ordine, vuole avere le cose immediatamente, ma dobbiamo veramente ringraziarli di questo. E per il resto stiamo puntando molto sul lavoro ambientale
dove c'è un progetto in atto che verrà portato avanti dai miei giovani che stanno già lavorando più avanti e che vi diremo magari in un altro momento quando sarà più definito e già in fase di partenza magari. Ecco, senti, archiviate le UTI, adesso avete fatto altre collaborazioni, mi pare che il comprensorio è rimasto sempre quello, ma comunque sono tornate alle comunità, insomma, ecco in sostanza. Come state organizzando, Sindaco? A volte ritornano, si diceva una volta. Sì. Allora, abbiamo avuto la comunità montana, poi abbiamo avuto UTI e adesso abbiamo la comunità della montagna. È cambiato poco dal punto di vista del nome ed è cambiato poco anche dal punto di vista del servizio, perché noi abbiamo una struttura che può darci un grande aiuto. Stiamo lavorando in questo momento per continuare a portare avanti tutti i servizi in maniera accorpata, dalla vigilanza ai rifiuti, alla gestione del personale, tutta una serie di cose che ci permettono chiaramente di lavorare, collaborare e di avere anche un risparmio in quello che stiamo portando avanti. L'unica differenza che c'è, tu lo sai magari, è che a differenza dell'UTI, dove certi servizi erano obbligatori ed erano portati all'interno ed erano scritti gli interventi e i servizi andavano portati all'interno dell'UTI, in questo caso è lasciata la decisione ai comuni, ma sostanzialmente non cambia perché i comuni comunque collaborano volentieri assieme, perché poi è l'unica maniera di risparmio che abbiamo e per poter ottimizzare poi tutto il lavoro in maniera unitaria. Sì, la collaborazione, insomma, esiste e continua, ecco, in sostanza. Sì, Ecco, sì, sì, non siamo... hai molto, molto battuto, mi ricordo tempo fa, sul turismo, no? Sul rilancio del turismo. Ecco, tu ritieni che la Regione possa fare ancora di più su questo, che abbia gli occhi aperti proprio sul turismo della montagna, che comunque è un nostro fiore all'occhiello e un introito anche economico per le zone, no? Qualcosa sta facendo, ma c'è qualche progetto in fieri più importante? Sì, dicevo prima, c'è un progetto da portare avanti e c'è anche da fare un'analisi precisa su come investire nei vari poli, perché chiaramente gli investimenti non devono provocare degli aggravi delle situazioni finanziarie, ma devono normalmente mettere in atto una possibilità di investimento che porti delle entrate maggiori. Il rischio è che se si fanno investimenti in tutte le realtà nostre, piccole e grandi, alla stessa maniera, diventa un problema. Perciò un'analisi seria e attenta su quali sono gli investimenti da fare, bisogna farli. Poi dobbiamo investire veramente tanto in quella che è la recettività, perché uno dei problemi che abbiamo in tutte le nostre realtà è che alla fine abbiamo pochi posti letto e dobbiamo recuperare quello che è possibile sia sulle seconde case, sia con le possibilità che abbiamo di risistemazione di case abbandonate adesso, con il 110% che è stato messo in atto, che va perfezionato e va seguito direttamente da noi, e secondo me potrebbe dare veramente degli spazi in più che ci porterebbe degli effetti non da poco. Ma è sull'alberghiero che dobbiamo investire, là bisogna fare investimenti convinti da parte della Regione e un aiuto grande a tutti gli albergatori che sono in crisi quest'anno, ma qualcuno anche nel mio paese si è fatto carico di acquistare un vecchio albergo, pur essendo già proprietari di uno, per rilanciare e portare avanti questa economia e li ringrazio tantissimo. Prendo l'occasione proprio in questo momento per ringraziarli personalmente. Bene, caro Sindaco, io ti ringrazio per la chiacchierata, naturalmente sei stato molto chiaro, molto esplicito e hai dato anche qualche suggerimento ai legislatori regionali. Naturalmente quando avrai qualcosa noi siamo a disposizione per qualsiasi notizia e comunicazione. Ti auguro un buon lavoro a te, alla tua giunta, all'amministrazione comunale, naturalmente a tutto Ravascletto e alla prossima, caro Sindaco. Grazie mille, grazie a voi per il servizio che state facendo anche per noi.